un punto di riferimento per il territorio, vicino ai problemi della gente. Per molti amministratori, 18 sindaci su 21 dell'area di centrosinistra, per oltre il 60% dei segretari di circoli del PD della provincia e per diversi assessori e consiglieri comunali e di circoscrizione, Franco Bonfante è l'uomo giusto per cambiare il Veneto. Per sostenere la sua candidatura è stato creato un comitato che ha superato i 110 nominativi e un coordinamento con la raccolta di 300 sottoscrizioni e un'assemblea tenutasi a San Giovanni nei giorni scorsi. Con le possibilità di governo che si aprono in questa competizione elettorale per il Partito Democratico, riteniamo che la figura di Franco Bonfante, proprio per la sua esperienza, sia una figura importantissima per le prossime elezioni, e non lo riteniamo solo noi, ma visti i numeri anche della prima assemblea del Comitato Bonfante 2015, dove abbiamo contato più di 300 persone presenti tra amministratori, segretari di circolo e consiglieri, ritengono anch'essi la necessità di Franco nelle prossime elezioni. In base alle norme dello Statuto del PD sarà chiesta la deroga per candidare Bonfante, uno dei pochi consiglieri del Veneto, a quello che sarebbe il suo terzo mandato in regione. Intanto il lavoro del comitato è solo all'inizio. Il prossimo appuntamento sarà un grande incontro che faremo intorno alla fine di ottobre, in cui rincontreremo ancora il comitato, che rimane aperto per chiunque voglia partecipare e collaborare e lavorare per stabilire insieme le prospettive per il Veneto nel 2015. Tra le priorità dal punto di vista politico quali? Sicuramente la trasparenza e sicuramente un'attenzione particolare anche alla grave situazione che si è delineata nella sanità e su cui Franco ha lavorato molto nella sua esperienza di vicepresidente, e le infrastrutture, i trasporti, sono tanti temi all'ordine del giorno.